Tante cose mi vengono alla mente pensando proprio a questi giorni, il 23 di maggio, il 31esimo anniversario della strage di Capaci, il 24 maggio, i primi fanti, no? Poi il 24 maggio è anche la data di nascita di mio papà, quindi lo ricordo benissimo, e purtroppo siamo in un maggio un po' diverso, che forse è rimasto solo la M di maggio, potrebbe prendersi direttamente tutte quelle che sono le opzioni di marzo, perché è stato un po' pazzerello, anche se in realtà pazzerelli lo siamo anche noi, insomma, a distruggere la terra ci stiamo pensando noi. Si parla di cambiamenti climatici, si parla proprio di rivoluzioni che stanno portando a un serio pericolo del nostro pianeta. Speriamo che un po' tutti noi nel nostro piccolo, ma anche naturalmente chi deve fare delle grandi decisioni, possa trovare veramente la strada giusta per evitare tutto questo. Il nostro pensiero va anche ai nostri amici dell'Emilia Romagna in particolare, anche delle Marche, ma l'Emilia Romagna soprattutto per quello che stanno vivendo in questi giorni, questo allagamento, questo straripamento che forse a memoria, insomma, mai nessuno aveva visto. Speriamo veramente che si possa riprendere dal punto di vista economico, dal punto di vista strutturale, e che soprattutto le persone possano ritornare a essere quelle grandi persone che l'Emilia ha sempre dimostrato di avere. Voi siete sintonizzati con Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e anche sul sito www.televideoagrigento.tv, dove negli stessi orari c'è la programmazione di TVA, quindi visibile praticamente in tutto il mondo. Il vostro salotto settimanale di Target, questa finestra che vi propone ogni settimana uno spaccato delle situazioni, di associazioni, persone, avvenimenti che rendono grande il nostro piccolo grande territorio. Il nostro, ormai lo ripetiamo sempre, il target, il nostro bersaglio, il nostro obiettivo è proprio quello di amplificare queste cose e farle conoscere a un pubblico più ampio possibile. Qual è quello di Target? Vi ringraziamo del seguito che ci date. Lo vediamo anche dai like, ormai insomma è un elemento essenziale dei like sulla pagina Facebook, insomma diciamo che stiamo facendo bene e di questo devo ringraziare la direzione e gli editori di TVA. Dopo questa premessa passo subito a presentarvi gli ospiti della puntata odierna. Iniziamo come al solito dalla mia sinistra. Lui è Salvatore Pezzino, un collega giornalista, fa parte anche dell'ufficio diocesano pastorale sociale del lavoro, è il responsabile della comunicazione della Camera di Commercio, insomma tante cose con cui possiamo sicuramente parlare e comunicare. E poi è Antonella Zambuto, lei è la responsabile provinciale del Parlamento della Legalità. Continuiamo con Claudio Lombardo, l'associazione Mare Amico di Agrigento, è un nostro ospite datato, perché insomma ogni annualità di Target almeno un paio di volte è sempre presente, il nostro cantore di tradizioni popolari Nenè Sciortino. Bene, Claudio, subito a te devo dire, perché proprio nei giorni scorsi ti ho chiamato dicendo oh che bello, applaudiamo all'esercito che finalmente se ne va e libera Punta Bianca. Proprio l'altro giorno invece c'è un'ordinanza che dice aspetta, a ottobre noi spariamo. Ma com'è sta cosa, Claudio? Mi devi permettere di fare la storia, perché è una matassa questa qua, come si suol dire, una matassa. Dico, ma le due cose che ho detto io sono giuste, no? No, sono vere. L'esercito che salutiamo e applaudiamo, ma a ottobre si spara. Un dato certo c'è, fuori di dubbio. Dal 2 marzo 2022 non si è più sparato un colpo. E questo grazie alla Procura di Agrigento, Carabinieri, all'ARPA che hanno fatto degli accertamenti. Ora abbiamo l'impressione che si voglia, permettimi la frase, giocare con due mazzi di carte. Loro stanno cercando, hanno trovato un posto fuori tra le province di Palermo e di Enna, ma cercano di mantenere il presidio Punta Bianca.
La storia, se mi permetti... No, la storia la raccontiamo dopo, però dico, vabbè. questa preoccupazione c'è allora, no? Questa preoccupazione c'è, però sapremo cosa rispondere il 16 ottobre quando loro dicono di voler venire. Beh, avrai sicuramente il giusto tempo a disposizione per spiegarlo. Antonella Zambuto, diciamo, Parlamento della legalità, quale insomma miglior periodo, come dicevo nell'introduzione, di questo purtroppo triste appuntamento del 23 maggio con la strage di Capaci. In occasione di Agrigento Capitale della Cultura ho voluto promuovere e organizzare un'iniziativa, diciamo, in ricordo di un triste evento che ha segnato la storia del nostro paese. E che non dobbiamo dimenticare. Ma soprattutto in collaborazione con il Comune di Agrigento e il Parlamento della Legalità Internazionale. La memoria è un dovere civico e morale per tutti noi. E come dice il Presidente Mattarella, i giovani sono depositari di questa memoria, perché sono le nuove generazioni che dovranno portare avanti, diciamo, questi ricordi per non dimenticare. Il 23 maggio segna anche, è una data importante perché segna la lotta contro tutte le mafie e la commemorazione delle vittime innocenti della mafia. Bene, parleremo nel corso della trasmissione di quello che voi avete organizzato e di quale sarà lo sviluppo di questa vostra iniziativa. Nene Sciortino invece il custode Duzzito e Azzita, ne parlavano proprio con Claudio prima di iniziare la trasmissione, ovvero quell'angolo di paradiso che sta tra il faro di Caporossello e la scala dei Turchi. Uzzito e Azzita invece sono quei due scogli che la tradizione vuole che siano due fidanzati. Anche questo potrebbe rientrare o rientra nelle tue storie, nelle tue tradizioni popolari? Come no? Io infatti in una mia raccolta ho proprio messa questa leggenda, ho scritto questa leggenda che parla di questa coppia, di un amore impossibile dovuto al fatto che il papà della ragazza, un grosso possessore terriero, impediva questo amore, e allora i ragazzi, dopo tanti tentativi di portare avanti questa loro unione, decidono di farla finita, si prendono per mano e annegano. La leggenda vuole che sprofondano loro e emergono questi due scogli che verranno chiamati lo scoglio d'Ozzito e d'Azzita. Nelle tradizioni popolari, nelle canzoni della nostra Sicilia, diciamo che l'amore è un elemento dominante, come anche la serenata, no? Le serenate, appunto, le serenate d'amore. Ci sono pure quelle di sdegno, quando l'amore finiva, che andavano a cantare le canzoni, se ne dicevano di tutti i colori, e allora succedeva il parapiglia. Bene, poi avremo modo naturalmente di sentire anche le tue melodie. Salutiamo e ringraziamo anche Salvatore Pezzino, come dicevo, collega giornalista, molteplici i suoi impegni e le sue attività, come quella appunto del cartello sociale, insomma, che forse è una delle voci, non dico più grosse, ma sicuramente più autorevoli e sentite del nostro territorio. Ma cerchiamo di interpretare quelli che sono gli umori della gente, soprattutto le istanze, rappresentare anche le lamentele per le tante cose che non vanno. L'ultimo fronte sul quale siamo occupati è proprio quello della sanità. È sotto gli occhi di tutti che i servizi sanitari naturalmente non godono di buona salute. Tutti quelli che hanno avuto a che fare con il nostro pronto soccorso, per esempio, sanno quante disfunzioni ci sono e come sia poco ben organizzato. Questa manifestazione nasce proprio a seguito di diverse sollecitazioni. Quindi il focus sulla sanità.
sulla sanità. Approfondiremo anche questo con Salvatore Pezzino. Vi ho presentato così insomma velocemente i nostri ospiti, adesso iniziamo un po' ad approfondire gli argomenti. Ritorniamo a Punta Bianca, che non ha niente da invidiare alla Scala dei Turchi, forse un po' meno di celebrità, ma comunque diamogli tempo, perché la battaglia di Mariamico, ma di gran parte della popolazione ha avuto i suoi frutti, la zona è stata dichiarata come riserva naturale, l'esercito ha detto che non spara più, Claudio diceva da marzo dell'anno scorso che non si spara, però nei giorni scorsi c'è di nuovo un'ordinanza che dice da ottobre si rispara. E adesso raccontiamo la storia, Claudio. La storia è una matassa, è una cosa molto complessa. Parte 27 anni fa, allorquando abbiamo presentato all'assessorato regionale territorio e ambiente la richiesta dell'istituzione della riserva naturale. I luoghi lo permettevano, i luoghi andavano valorizzati. L'unico problema che ha tenuto fermo questa istituzione era la presenza purtroppo in quell'area di un poligono militare. Nell'ambito di quell'area individuata che andava dal Zingarello fino al Castello di Palma, nel bel centro vi era un poligono militare che da 64 anni si esercitano lì. Non solo pistole e fucili, e manca carri armati, li vedete anche nella foto, c'è mezzi pesanti, blindati, proprio, è l'unico poligono abilitato a questi blindati, sparano a mare con notevoli problemi anche di inquinamento. Noi abbiamo iniziato la nostra battaglia, abbiamo aumentato i giorni di non sparatoria, prima si sparava tutti i giorni, poi ci hanno lasciati libero l'estate, poi anche la primavera, però dovevano andare via. Il passaggio importante è venuto quasi per caso, diciamo quasi perché l'abbiamo voluto noi. Abbiamo invitato Belen. Abbiamo invitato Belen nel novembre del 2021 che doveva presentare, lei voleva andare originariamente alla Scala dei Turchi, gli abbiamo detto che era impossibile fare i filmati alla Scala dei Turchi perché in quel momento era ancora sequestrata, e l'abbiamo invitata a Punta Bianca. Lei è venuta a Punta Bianca e gli è piaciuta e ha fatto una cosa che è stata fondamentale. Ha ripreso l'esercito durante le esercitazioni, lo ha mandato in diretta nei suoi canali social a milioni di follower, certo. E alla fine gli abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto che facesse un appello a Musumeci. Musumeci ha subito accettato questo appello e da quel momento si sono aperte le strade per l'istituzione della riserva. Ovviamente abbiamo modificato il territorio, è stato modificato nel senso che è stata espulsa l'area di Drasi, se no non si poteva andare avanti, ed è stata ridelimitata l'area e concentrandosi nelle parti più importanti che sono Punta Bianca e il Castello di Palma e tutte le aree di Monte Grande che è un sito archeologico di notevole importanza. Contemporaneamente a questo, siccome l'esercito continuava a venire, abbiamo organizzato un sit-in di protesta e contestualmente abbiamo presentato alla Procura della Repubblica di Agrigento, che non finiremo mai di ringraziare. Il procuratore Patronaggio ha preso ad amore questa nostra segnalazione e ha incaricato i carabinieri della Forestale e l'ARPA di effettuare delle ricerche su quello che noi dicevamo. Noi sostenevamo che era inquinata a seguito di 64 anni di esercitazione. È stato ritrovato un inquinamento, a questo punto hanno avvisato l'esercito che il 2 marzo del 2022 ha sospeso l'esercitazione e da quel giorno ad oggi ancora non è stato sparato, per fortuna, nessun colpo. Già questo è una grande vittoria. C'è l'ufficialità anche, appunto come dicevi, della regione che quel territorio adesso è riserva. Ma non comprende l'area di Drasi. Attenzione, non comprende, però si capisce benissimo, anche un bambino le due cose non possono convivere, da lì a Drasi è un nome che deriva da favarese, i Trasi. Perché lì c'è l'entrata migratoria che ogni primavera avviene dall'Africa verso le nostre zone. Cioè una zona dell'avifauna importantissima, non esiste che lì si continuino a fare l'esercitazione. Insomma, abbiamo fatto questa nostra protesta, ha avuto il suo effetto. L'esercito, abbiamo chiesto di ripristinare le strade, il genio militare ha ripristinato le strade, avevamo chiesto di trovare un terreno alternativo e questa nostra idea a poco ha iniziato a farsi strada.
E infatti è proprio della scorsa settimana la chiusura di un accordo tra l'esercito italiano e 3 comuni del centro della Sicilia, in particolare Ganci in provincia di Palermo, Nicosia e Sperlinga, che hanno fornito all'esercito un territorio vastissimo di 35 km quadrati, per la cronaca Drasi è 3 km quadrati, là 35 km quadrati per le future esercitazioni. E noi abbiamo cantato vittoria. Anche se dobbiamo dire a onor di Cloro, che facendo i giornalisti, che in quella zona qualcuno si è lamentato, no? Nella zona sono Ganci, di Draghi. le lamentele subito dopo, perché la popolazione, abbiamo scoperto dopo, era stata tenuta all'oscuro. E lì si stanno facendo le loro battaglie, probabilmente ricorreranno al TAR contro questo provvedimento, ma noi abbiamo festeggiato, sì. e tu ne sei lo hai documentato pure questo, perché avevamo capito, la strada è stata fatta, la riserva si sta per essere istituita definitivamente, l'esercito trova un altro territorio dove esercitarsi, a posto. Eravamo tutti felici, era la quadratura del cerchio, se non che abbiamo scoperto che l'esercito ha reiterato la richiesta al Presidente della Regione per l'autorizzazione demaniale per il prossimo anno, e la documentazione proprio è veramente avvenuta. Certo. Infatti c'è un programma di attività che parte dal 16 di ottobre del 2023, cioè l'esercito vuole tornare a sparare il 16 ottobre del 2023. Già noi abbiamo scritto all'esercito che il comitato di accoglienza degli agrigentini, come ha fatto già ben 2 volte, si troverà lì per accogliere e impedire queste esercitazioni. Magari da qui al 16 di ottobre si potrebbe trovare Anche delle perché strade politiche, sociali, insomma. Abbiamo fatto un appello al Presidente Schifani, vogliamo incontrarlo, e anche il comitato paritetico, che è quello che decide, perché prevede la legge che deve sentire i cittadini del luogo, e noi vogliamo essere sentiti per spiegare loro che non debbono più venire a esercitarsi qui. Bene, anche perché lì a Punta Bianca e Trasi, dal punto di vista ambientale, delle migrazioni, deve essere preservato. L'area di Punta Bianca potrebbe anche essere finalizzata non solo come riserva, ma anche ai fini turistico-ricreativi. Si possono fare delle gite, si possono fare insomma un po' tutto quello, e sicuramente ne godrà il territorio. Parleremo delle altre azioni di Mare Amico, perché voglio ritornare ad Antonella Zambuto e al suo Parlamento della Legalità. Ce ne vuoi parlare un po', come nasce, sì, come si sviluppa? Il Parlamento della Legalità ha le sue origini nel nostro territorio di Agrigento. Monsignor Ferraro, in una trasmissione a sua immagine a Rai 1, ebbe a dire che il Parlamento della Legalità è la risposta del Papa, è la risposta dell'anatema del Papa nella Valle dei Templi. E questo inorgoglisce il nostro Presidente Nicolò Mannino, perché siamo testimoni di una cultura di legalità e portiamo i grandi valori della vita a tutti i giovani nelle scuole. Nasce nel nostro territorio con dei progetti programmati sia da me che dal professore Mannino, e i ragazzi della provincia a cui avevamo proposto queste iniziative facevano a gara per partecipare, e al Teatro Pirandello avevamo 2 turni per poter entrare, perché c'erano più di 1000 ragazzi che facevano a gara per partecipare. Quindi discussione, convegni, incontri, al centro la legalità. La legalità, e poi mettevamo in evidenza i lati, per esempio la notte del cuore, anziché di parlare in negativo delle esperienze dei giovani, si parlava in positivo. Che cosa sanno fare i giovani? Che cosa fanno questi giovani in silenzio? E sono emerse tante esperienze. Quante esperienze aiutano i compagnetti disabili, aiutano i nonni, vanno a fare la spesa alle persone disabili, e questo è stato veramente una grande esperienza che abbiamo vissuto con Mannino. Poi a Piano San Gregorio il nostro Presidente ha messo la targa che porta le parole del Papa, l'anatema del Papa nella Valle dei Templi, che ha scosso le coscienze di tutti gli uomini. È una stele esagonale con un progetto realizzato con i detenuti del Pagliarelli, composto da tante caselle mosaiche dove si evidenziano i grandi valori della vita. Un progetto che adesso il Parlamento della Legalità si è esteso a livello nazionale e internazionale.
Niccolò Mannino ha un grande carisma attrattivo nei confronti dei giovani, è veramente un trascinatore di giovani. Ma è un tema che i giovani sentono, che Sì, recepiscono sì, e che fanno proprio? Sì, sì, sicuramente, perché abbiamo tanti risultati, ci scrivono tante lettere da tutte le parti d'Italia, vogliono veramente, e siamo richiesti proprio per portare avanti la legalità. L'altro giorno una professoressa, in merito alle adesioni del ricordo della strage di Capaci, dice: ma qui da noi nella scuola non si parla di legalità, quindi abbiamo bisogno di queste persone con grandi talenti, con grande voglia di fare, con grande voglia di spendersi per formare le coscienze dei giovani. È sicuramente un argomento importante, soprattutto che coinvolge i giovani. È proprio il 31esimo anniversario della strage di Capaci, è una, insomma, delle vostre pietre miliari, dei vostri impegni direttamente con gli studenti. Infatti io ho ricevuto moltissime adesioni in merito al ricordo della strage di Capaci e si prevede una presenza di 500 giovani al Teatro Pirantello e che con tanti reportage, tanti video, tante riflessioni saranno ambasciatori credibili di una cultura di legalità e porteranno anche un forte messaggio che è possibile il cambiamento con un risveglio forte delle coscienze e che contro una subcultura mafiosa e contro ogni sopraffazione sociale. E questo è sicuramente un argomento che, insomma, deve essere approfondito, ma è un tema, è un lavoro che vi dà merito. So che anche sia tu, Antonella, che Mannino, insomma, ricevete un po' apprezzamenti, attestati, sì, premi, riconoscimenti un po' in giro in tutta Italia. È previsto un riconoscimento nella mia persona come premio internazionale alla carriera. Ne sono onorata perché Mannino, oltre a essere presidente del Parlamento della Legalità, è prorettore dell'Università SFOA di Milano e quindi in qualità di prorettore mi darà questo riconoscimento. È una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione. Vuol dire che il lavoro che fate è riconosciuto e sicuramente fa sì, bene. Dicevamo con Salvatore Pezzino di questo importante impegno che il cartello sociale ha preso per il 17 di giugno. Prima ricordo, insomma, la grande manifestazione fatta per le infrastrutture, per la 640 in particolare, adesso per la nostra sanità che, come diceva nell'introduzione Salvatore, ci tocca direttamente e purtroppo le negatività le viviamo sulla nostra pelle. Sì. Intanto volevo assicurare Claudio che se non ci sono fatti nuovi, il 16 di ottobre saremo anche noi lì a fare parte del comitato di accoglienza, perché mi sembra questa una battaglia, di civiltà. Per quanto riguarda, ecco, la manifestazione che abbiamo messo in cantiere, come dicevo, abbiamo avuto diverse sollecitazioni da parte un po' di tutta la provincia, perché in provincia sono nati diversi comitati spontanei proprio per denunciare la mala sanità che si registra purtroppo in tante strutture ospedaliere e non solo. Quindi era necessario non subire in maniera così passiva questa situazione. In verità noi, prima di procedere a questa manifestazione, abbiamo anche provato ad avere un'interlocuzione con il commissario straordinario dell'ASP di Agrigento. Ci abbiamo provato 2 volte con delle missive, entrando anche nel merito di alcune disfunzioni. Non abbiamo avuto nessuna risposta, quindi non c'è stata la possibilità di avviare questo confronto, una cosa che, diciamo, non trova una giustificazione logica, anche perché il nostro intento non era quello, diciamo, ostile, di mettere in difficoltà il commissario. Non è uno scontro, perché ci rendiamo conto che tante cose che non funzionano nella sanità non dipendono dagli amministratori locali, in questo caso del commissario, oppure dai dirigenti, dai manager, perché c'è a monte una tendenza, noi l'abbiamo definita un'operazione strisciante che va verso la privatizzazione della sanità,
per cui ci sono sempre meno risorse e mi rendo conto che chi amministra a livello locale poi la sanità si trova in grande difficoltà. Poi i medici se ne vanno perché non guadagnano niente. Poi, allora, quindi il nostro intento era quello... guadagneranno di più nel privato. Certo, il nostro intento era anche quello di supportare ecco, il commissario straordinario nella sua azione per vedere che tipo di aiuto potevamo dare anche nell'interlocuzione con i diversi livelli sia regionale che nazionale, perché non c'è dubbio che ecco, se guardiamo in proiezione quali sono gli investimenti per la spesa sanitaria, noi avremo nel 2024 una riduzione di quasi 2,5 punti e nel 2025 di quasi 7 punti. Quindi voglio dire, anziché investire nella società della sanità, si destinano alla sanità sempre meno risorse, quindi questo incide sui livelli essenziali di assistenza che naturalmente il cartello sociale vuole mettere in evidenza queste cose, lo fa naturalmente con una manifestazione perché ha un clamore mediatico e sociale sicuramente importante. È anche propositivo perché ricordiamo che il cartello sociale fa parte la Chiesa, fa parte il sindacato, fa parte le organizzazioni. Abbiamo fatto anche una lettera aperta ai sindaci invitandoli a partecipare a questa manifestazione, abbiamo avuto notevoli riscontri, ci sono diversi sindaci che hanno aderito, alcuni si stanno anche attrezzando per fare in modo che le loro popolazioni possano partecipare a questa manifestazione. Come dicevamo prima, discorrendo prima della trasmissione, sarà più facile partecipare visto che è una manifestazione che si svolge nel centro della città, perché dal punto di vista logistico è più semplice. Tu ricordavi la manifestazione sulla 640, lì era più complicato arrivare ritornare poi della marcia, poi ritornare, prendere le macchine, quindi qui e poi, ecco, come dicevi bene, la sanità è un tema che tocca un pochino tutti. Partenza Piazza Cavour? Partenza da Piazza Cavour alle 9:30 del 17 giugno. In corteo poi si sfilerà fino a Porta di Ponte dove ci saranno delle testimonianze, poi una delegazione si recherà in prefettura per consegnare un documento. Questo è l'appuntamento del 17, magari da qui al 17 di giugno attraverso il nostro notiziario e le nostre informazioni avremo anche modo di comunicare tutto quello che succederà da qui a giorno 17. Ritorno con Nenè Sciortino, primo tuffo a mare già c'è stato? No, ancora no, con questo tempo un po' con questo tempo traditore, brutto, bruttissimo. Quasi pauroso. Ti manca il mare? Tantissimo, ma io ci abito a mare. Il mare dico come acqua, nel senso di andarci dentro. Sì. In altri anni, già in questo periodo avevamo già fatto tanti bagni. Andiamo alle tue filastrocche, alle tue canzoni, alle tue nenie. Abbiamo ricordato la settimana scorsa la scomparsa di un grande della nostra provincia, Gigi Finestrella, quale tu sicuramente hai avuto per diversi anni tante affezioni. Da tantissimi anni, diciamo. Come lo ricordi? Diciamo 50. Ecco. Come lo ricordi? È una persona straordinaria, oltre che sicuramente un artista straordinario. Vediamo delle foto Gigi era sempre sorridente, sempre disponibile, non si tirava mai indietro, anzi quando si metteva la fisarmonica pronto a suonare lo dovevamo fermare perché non finiva mai, non si fermava mai. Aveva questa voglia, questa straordinaria voglia di fare musica, molto attaccato alla famiglia. Con Angela proprio erano una coppia, un tutt'uno veramente straordinaria. E poi anche dal punto di vista diciamo musicale, ma anche diciamo forte, era grande veramente. Sì. Nicuzza Duci insomma è internazionale, possiamo e io dire. A questo punto vorrei raccontare quello che lui raccontava, glielo facevo raccontare io durante i nostri spettacoli, i nostri concerti. A proposito di Nicuzza, come è nata Nicuzza? Non ricordo se era la mamma, la nonna, chi era Nicuzza? No, la mamma. La mamma, sì. E quando è morta la mamma di Gigi,
appunto la famosa Nicuzza, lui ha voluto che io venissi a TVA a cantare Nicuzza Duci in memoria della mamma. Dicevo, Vuoi raccontare sì, insomma questo? Lui raccontava ogni volta come è nata questa canzone. Erano a tavola con il papà e quella sera gli presenta un foglio, una poesia che aveva scritto per la moglie, Nicuzza. Però non riusciva, nonostante un bravissimo musicista, il papà di Gigi, non riusciva a mettere in musica quella poesia. Le note insomma non uscivano. Non uscivano. E Gigi la guarda, dice la faccio io, la musica la faccio io. Ma dai, finisce. Aveva 15 anni Gigi, era piccolissimo. Dice ci provo io. Dice quando mi dai? Suo papà dice se riesci a fare la melodia, la musica di questa poesia, io ti do 10.000 lire. Allora 10.000 lire. In che anno eravamo? 15 anni, Gigi aveva 15 anni, immaginiamoci. 60. Ecco, attorno agli anni 60. Ecco. 10.000 lire, Gigi, un ragazzo a 15 anni, diventava ricco. Subito. Si va nella sua camera, si mette alla fisarmonica, dopo qualche oretta gli presenta il foglio, lo spartito insomma, con la melodia della canzone. Suo papà dice, bella, dice, metti gli accordi, subito mette gli accordi, meraviglioso, prende, cioè, contento, però c'è un po' scontento per il fatto che doveva uscire le 10.000 lire. La promessa è promessa. Prende il portafoglio, la promessa, dice guarda ti do 5.000 lire per ora, gli altri 5.000 lire. Al lavoro finito. Al lavoro. Non li ha viste più Gigi, però è rimasto contento lo stesso. Io credo che insomma Nicuzza l'abbiamo un po' canticchiata tutti. Salvatore. Sì, Poi appunto è stata registrata a nome del papà perché ancora Gigi alla SIAE aveva 15 anni e non era possibile scrivere. Dicevo Salvatore, l'abbiamo un po' cantata tutti Nicuzza, no? Sì. Fa parte del nostro io, Antonella. Sì, sicuramente. Sei romantico, Claudio? Non molto. Non tanto, però Nicuzza è bella, dai, Nicuzza, la cantichiamo sempre. La serenata più conosciuta e cantata, oltre a Voi dormiti ancora, della tradizione popolare siciliana. Io non so se sto dicendo una blasfemia o se è vero. Mi avevano detto che Ficarra e Picone nel film non mi ricordo quando, dopo che poi è stato Lello Analfino a fare la sua canzone, all'inizio avevano pensato a Nicuzza. La colonna sonora era... Sì, avevano pensato a Nicuzza, poi invece hanno deciso una canzone nuova, insomma, che non era edita, e poi è uscito fuori Lello Analfino. E allora la dobbiamo sentire, Nene. Benissimo, con piacere. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo fatto un po', insomma, attenzione, c'è l'altro microfono per la chitarra ed è giusto che ci sia l'omaggio a Gigi Finestrella con la sua canzone simbolo, Nicuzza Duci. L'abbiamo cantata tutti, la conosciamo tutti. E insomma possiamo magari aiutarti nell'esecuzione di Nene Shortino. Talato finestra ci si mina sti sciuri e dopo 5 mesi carofani sbucciaru su tutti bianchi e russi comulato facciuzza bella tu si Nicuzza come lisciurito Nicuzza Duci, Nicuzza bella dunami, navasa tedda amore mio gioia di l'arma di lume cori lu fuoco karma sul mio
capaci pitti a soffrire, se tu non mami è meglio morire, se tu pizzi tu scegli a mia, io ti marito quando vuoi tu. Tra tanti spasimenti scisti a mia pizzi tu, chi gioia che mi dasti, mi sento tuo marito, ni cuzzanzu carata, dammi una passa terra, gioia quanto sei bella, la vita mia sei tu. Ni cuzza duci, ni cuzza bella, dunami una vasa terra, amore mio, gioia di l'arma, di lume cori, lu fuoco karma, sogno capaci, pitti a soffrire, se tu non mami è meglio morire, se tu pizzi tu scegli a mia, io ti marito quando vuoi tu, quando vuoi tu. Bravo, bravo Nene Sciottino, e grazie anche a Gigi Finetti. Ciao Gigi. Ritorniamo al nostro mare amico, insomma non è soltanto punta bianca, anzi c'è Claudio, a volte magari io dico che è un po' sovraesposto nelle sue battaglie. E a proposito di Marna Bianca, che dice la Scala dei Turchi, Claudio? E adesso insomma i turisti stanno ritornando a venire, insomma, vogliono vederla, vogliono calpestarla, vogliono fruirla, insomma, un po' tutto. La Scala dei Turchi è un altro problema, un'altra incompiuta. Non è più sotto sequestro, almeno questo, però purtroppo vi è una ordinanza fatta dal sindaco Zicari che impedisce la sua fruizione fisica, cioè non si può salire perché è dichiarata pericolosa. In effetti una parte lo è ancora veramente, mentre un'altra parte... Per la sua natura è sdrucciolevole, insomma, cadono sempre delle pietruzze, Sì, è molto fragile, come tutte le marne. Però lì c'è un aggravante che fino al 2017-2018 era frequentata da un numero assolutamente non è possibile che per esempio il giorno di Ferragosto ci siano 10.000 persone là sopra, tra l'altro diventa molto scivolosa con la presenza delle persone bagnate e tutte queste belle cose. E lì abbiamo sollevato questo problema. Avere sollevato questo problema ha creato inevitabilmente l'attenzione su questo monumento e si è visto che c'erano dei problemi. È stata messa una parte in sicurezza dalla Regione Sicilia e in quella potrebbe essere utilizzata, lì ci vuole un poco di coraggio da parte del sindaco di Realmonte per poterla rendere fruibile, mentre un'altra parte è assolutamente pericolosa, il lato ovest, diciamo la zona di Lido Rossello, e qui dovrebbe continuare a essere inibita la sua fruizione. Però ci sono tanti altri modi per potrebbe creare un regolamento, insomma un qualcosa che consenta la fruizione però in massima sicurezza sia per le persone e non creare nemmeno danno alla... La gente vuole visitarla, basterebbe organizzarsi un po' e spiegare che è molto più bella vederla dai due belvedere, si può organizzare un sistema di visita dal mare che è abbastanza bella, non è necessario salire sopra la Scala dei Turchi. E chi lo può fare lo dovrebbe fare con un numero di visitatori assolutamente contingentato. E questa potrebbe essere una linea, però ancora si è deciso di non decidere,
Ma poi sono tante altre le battaglie, per esempio una è andata a finire al Senato, racconto ai cittadini questa, noi abbiamo per primi e per unici per un certo periodo di tempo combattuto le acque di vegetazione. Le acque di vegetazione sono quelle Dei frantoi? dei frantoi, è l'ultimo rifiuto dalla molitura delle olive. Queste acque, per fare capire un po', essere pratici, sono 200 volte più inquinanti delle fogne. Purtroppo molti imprenditori abbandonano queste acque nei torrenti, nel mare, e provocano la morte di quel tratto di mare dove vengono sversati. C'è una moria di pesci, di tutto. Con una scuola di Palma abbiamo presentato un progetto che andrà in discussione tra un po' in Senato per rendere queste acque di vegetazione allo stesso modo dell'olio esausto. Il progetto prevede la raccolta di queste acque di vegetazione con un consorzio che tipo il CONAI, insomma, le altre cose. Perfetto, ma tra l'altro queste acque di vegetazione, se lavorate bene, possono essere utilizzate per prodotti di bellezza, quindi sono ricercate e a quantitativi molto bassi sono un buon fertilizzante, invece abbandonate in natura sono un veleno. E quindi avere fatto questa battaglia è servita a far conoscere il problema, ma tante altre... insomma, il tuo occhio vigile e anche il tuo drone, insomma, sorvola la nostra costa. Ricordo anche diverse battaglie relative al giusto smaltimento e pulizia di quelle che sono i barchini o le barche che arrivano nelle nostre coste con i migranti. A volte restano lì mesi e mesi, se non anni. Ma io mi volevo soffermare soprattutto con una battaglia, la prima grossa battaglia fatta da Mare Amico sulle fognature. Tutti ricorderanno la situazione di San Leone, per esempio, negli anni 2010, cioè veramente è un grosso problema. A poco abbiamo fatto eliminare alcuni pennelli a mare che non funzionavano, sono stati sequestrati. Girgenti Acque prima e Laica dopo hanno costruito delle nuove condutture. Si sta costruendo un grande depuratore per Favara e per la fascia costiera, in questo momento stanno lavorando proprio per questo. Alla fine il miglioramento nel mare si vede. Cioè il mare di San Leone è molto, ma molto meno inquinato come era nel 2010. Deve essere nostro amico il mare, ecco, nel senso buono del termine. Noi amici del mare e il mare amico nostro. E insomma, vai avanti con le tue battaglie. Insomma. Noi continuiamo. Ritorniamo a Salvatore. Oltre al discorso del Salvatore Pezzino dell'ufficio diocesano della pastorale, dicevo che è anche responsabile della comunicazione della Camera di Commercio, e proprio in questo periodo c'è un progetto credo molto interessante. Sì, si conclude un progetto, infatti il giorno 29 di maggio ci sarà il convegno conclusivo di un percorso che è iniziato un paio d'anni fa. È iniziato in un periodo critico perché c'era la pandemia in corso, quindi questo progetto si prefigge di fare conoscere al territorio l'esistenza di una piattaforma che contiene dei dati che sono accessibili a tutti sulle aziende confiscate. Questo portale contiene tutta una serie di dati perché si cerca di interessare il territorio rispetto a questo fenomeno, che è un patrimonio, diciamo, consistente nella misura in cui si può restituire alla società civile e riportare nell'alveo della legalità. Ovviamente per fare tutto questo ci sono delle criticità, ci sono dei problemi, e questi sono stati affrontati in un percorso che è partito da alcuni roadshow per coinvolgere il territorio e tutti gli stakeholder, poi ci sono stati dei webinar formativi e informativi, e infine delle sedute di laboratorio al quale hanno partecipato degli esperti, quindi amministratori giudiziari, il dirigente dell'Agenzia per i beni confiscati della Sicilia, il presidente di una cooperativa che gestisce dei terreni che sono stati confiscati alla mafia, dei docenti universitari, quindi tutti questi assieme nel laboratorio hanno cercato di individuare quali sono le maggiori criticità per restituire alla società civile questi beni, che sono importanti. Nel Mezzogiorno sono diciamo una fetta consistente delle aziende che si potrebbero riportare
nel terreno della legalità e restituire alla società civile. Questo progetto nasce da un accordo tra Unioncamere Nazionale e il Ministero dell'Interno, al quale hanno aderito alcune camere di commercio del sud d'Italia. Nel nostro territorio quella di Agrigento ha delle realtà da mettere in evidenza? E ci sono diverse aziende confiscate nel nostro territorio che potrebbero naturalmente essere ricondotte nell'alveo della legalità e gestite. Naturalmente non è un'operazione facile, perché queste aziende, che cosa accade? Che fino a quando sono state gestite dalla criminalità organizzata hanno operato in un modo naturalmente che gli consentiva anche di realizzare delle economie. Nel momento in cui tu le devi riportare sul terreno della legalità, ovviamente devi rispettare tutte le regole e quindi la cosa è diversa. Abbiamo visto che già esiste un nucleo di supporto presso la prefettura che sostiene questi percorsi, ma ci siamo resi conto con gli esperti del settore che c'è bisogno di ulteriore supporto per completare questo lavoro, perché gli stessi amministratori giudiziari a volte si trovano a gestire delle situazioni completamente diverse e non tutti hanno le competenze per poter gestire queste situazioni diverse. Quindi questi avrebbero bisogno un team di esperti che li collabora e può mettere a frutto queste risorse che, ripeto, sono un valore estremamente importante. Il 29 si conclude questo Il 29 percorso. Con questo convegno finale si conclude, ci sarà presente naturalmente anche il prefetto, oltre al commissario ovviamente della Camera di Commercio, il segretario generale, e ci sarà in collegamento il sottosegretario all'interno, l'onorevole Vandaferro, che ha la delega specifica per le aziende confiscate. Quindi sarà un momento molto importante che conclude questo progetto. Poco fa volevo fare una domanda a Claudio, però poi dico no, perché naturalmente parlare del proprio lavoro bisogna essere autorizzati dal capo azienda, diciamo, però non stiamo svelando niente di molto pericoloso dicendo che in realtà le prenotazioni, ritornando prima al discorso della marcia per la sanità, insomma, sono un po' lunghe, questo è vero. Insomma, I tempi di attesa sono alti, sì. Non solo ad Agrigento, ma in diverse paesi. Sono uno dei grossi problemi italiani, ma tutto deriva, o gran parte deriva dal fatto che non si sono fatti concorsi. È andato in pensione la settimana scorsa, l'unico medico allergologo che avevamo in provincia di Agrigento. In questo momento non abbiamo nessun Quelli nuovi non ci vogliono venire. Poi là c'è la storia dei pronto soccorsi. Nonostante gli incentivi, i concorsi vanno deserti, perché nessuno vuole andare al pronto soccorso. Capisco che è un lavoro molto, molto complicato e pericoloso sotto certi aspetti, ma tutto parte dal presupposto che non si è fatta la giusta programmazione e si continua a fare la selezione per far nascere nuovi medici, creare nuovi medici e nello stesso tempo non si è capito che molti medici sono andati in pensione e abbiamo delle bisogna un po' rivederla la nostra sanità, sicuramente. Assolutamente sì, assolutamente. Ma volevo chiedere a Claudio, prego. Cioè in alcune regioni stanno facendo la battaglia per un centro di prenotazione unico a livello regionale. Secondo te questo potrebbe aiutare? Perché, voglio dire, davanti alla prospettiva di aspettare 8 mesi, se io devo andare anche a Caltanissetta o a Ragusa, allora, lo preferisco. Allora mi devi permettere di fare un po' di promozione di cose buone fatte. Noi siamo una delle ASP al vertice su questo. È nato nel 2022, si chiama Sovracup. Do anche un'informazione di tipo generale. Basta collegarsi al nostro sito dell'ASP, www.aspag.it. C'è un banner in alto a sinistra, ben in evidenza giallo, che si chiama Sovracup. Entrando lì, ovviamente vogliono essere riconosciuti con lo SPID. Sì. Dopo che viene riconosciuto l'utente con lo SPID, mette su il numero della ricetta e si apre tutto quello che è la possibilità in Sicilia, non solo a Agrigento. Purtroppo devo dire che gli utenti anziani si sta scontrando con la novità però il Sovracup è il futuro, e già c'è. Come diceva Pezzino,
Invece di attendere 80 giorni per Agrigento, ne attendo 20 per la Caltanissetta. Ma Se c'è la possibilità, e ecco. tutta la sanità siciliana è dentro il Sovracup. Ogni 6 mesi, ogni mese facciamo dei controlli, c'è una cabina di regia a livello palermitano, sta andando bene. Il problema è che purtroppo Mancano i medici. E se manca un medico, no, ma a fare la visita, insomma. purtroppo no, ma nell'ambito regionale si può ovviare, si può ovviare. I tempi di attesa migliorano. Purtroppo non è ancora stato metabolizzato dalla cittadinanza. Preferiscono telefonare al numero unico e fare la fila e ingolfarlo anche per cose che non necessitano. Grazie di questo chiarimento, Claudio. Ritorno ad Antonella Zabuto per questo importante appuntamento del ricordo della strage di Capaci, e dicevamo che la legalità, anche se a piccoli passi, viene recepita. Ricordi qualche esempio, insomma, oppure qualche aneddoto, qualche tuo incontro con le scuole, con gli studenti, che magari ti ha lasciato qualcosa di più dentro? Ma sicuramente, parlando del senso civico, del senso del dovere, del rispetto delle regole, del rispetto dell'ambiente, del bene comune, bisogna, proprio per trasmettere ai giovani questo forte messaggio, e noi intentiamo col binomio legalità e cultura, proprio in questa fase di Agrigento capitale di cultura, che io insisto fortemente, perché se vogliamo camminano veramente di pari perché passo. Se vogliamo essere Agrigento capitale della cultura, questa cultura, questo binomio capitale e questo binomio cultura e legalità deve camminare assieme per formare, per trasmettere alle nuove generazioni i grandi valori della vita. E quindi necessita proprio questo forte messaggio. Il Parlamento della Legalità ha portato avanti un progetto ai ricercatori dell'Alba. Questo progetto l'abbiamo esteso in tutta Italia, e i ricercatori dell'Alba siamo noi adulti, che dobbiamo mettere a servizio le nostre esperienze e la nostra formazione al servizio dei giovani, affinché possano trarre esempio dagli adulti. Bene, e a proposito di cultura... A proposito della legalità, ti volevo dire che, siccome la Camera di Commercio organizza ogni anno il premio proprio Disegna la legalità, e ti posso assicurare che i lavori che fanno questi ragazzi, anche quelli della scuola primaria, sono dei lavori eccezionali, perché si capisce che i ragazzi si impegnano, si capisce che i docenti li seguono con grande attenzione. Ecco, una cosa molto bella oggi è che, anche se tu vai nelle scuole elementari, i ragazzi sanno chi erano Falcone e Borsellino, i ragazzi sanno chi è Livatino. Quindi, voglio dire, si sta facendo un lavoro importante anche nelle scuole. E poi io volevo aggiungere un'altra cosa in merito alla situazione che abbiamo nella nostra città. Ci si lamenta del decoro, del poco decoro che abbiamo nella nostra città, e il messaggio forte che dobbiamo dare a questi giovani è: ama te stesso rispetto alla tua città. È un progetto che ho portato avanti tanti anni fa, e i ragazzi lo hanno ricepito come rispetto del bene comune, perché la città appartiene a noi e dobbiamo rispettarla come se fosse nostra, ci appartiene. E quindi è importante, diciamo, una educazione alla legalità nelle scuole, perché i giovani sono i primi ambasciatori, coloro che porteranno avanti questo messaggio alle nuove nel futuro. Bene, e poi, come dicevamo, legalità, cultura, rispetto ambientale, insomma, delle cose che sicuramente fanno bene al nostro territorio. Con Nenè abbiamo ricordato Gigi Finistrella, però io devo ricordare che Nenè Sciortino è veramente uno dei più conosciuti e più bravi cantori delle tradizioni popolari, insomma, presente in tutte le manifestazioni importanti, su tutti chiamiamo il mandolin, però tantissime cose ti vedono presente. E tu sei anche autore, Nenè? Sì, qualche canzone l'ho registrata alla CIAE, sì. E una di queste è quella che farò ascoltare. Dicevamo all'inizio che forse veramente le serenate sono quelle che caratterizzano di più la sicilianità, ma sono ancora di moda, i ragazzini le richiedono. Come no, sono ritornate alla grande.
Cioè, non mi dire che vai sotto chitarra a fare la serenata sotto finestra? Sì. Le serenate ormai sono diventate immancabili per un matrimonio. Quindi un addio al celibrato delle grandi tradizioni del nostro territorio. Parlaci di questa serenata alla finestra. Serenata alla finestra, la classica serenata d'amore, è quella che l'innamorato va sotto la finestra a cantare queste dolci parole. Alla sua amata. Sì, all'amata. Prego, ancora una volta a te la chitarra, allora a Target, Nenè Sciottino con la sua serenata alla finestra. Assa mi piace lu vostro vestire, lu camminare to punta di piedi, luto parlare mi fa piacere, vicino a ti ammiato cu può stare, mi su sa notte ti vengo a vedere, di la me mente un ti posso livare, e dubbiato giorno a venire, che te poter stringere e vasare. Vero che in questo mondo ce n'è belli, facci di lunedì, biunni capiti, quando tu facci cantano la cedri, suona la luna e ballano gli stidri. Affaccia bella e senti sti valori, fammi lupina vota stu piaceri, fammi padroni di sti grandi tesori, e non mi fare più malupatiri. Cue catastali dolcizi toi, lava farina vota e non mori mai, ci lo può dire la maggiuzzatoi, che lo torno me lo scordo mai. Ora cerchiamo di n'avvicinare, non posso stare più lontani tia, non c'è bisogno di gente mannari, che sta canzone la canto pittia. Affaccia bella e senti sti valori, fammi lupina vota stu piaceri, fammi padroni di sti grandi tesori, e non mi fare più malupatiri. Finestra non mi dare più tormenti, fammi affacciare in vota stamanti, che lo suo amante è che si dispera, si vuole arrampicare mura mura. Grazie, bravo Nenè Sciottino e la sua serenata alla finestra. E insomma abbiamo praticamente quasi concluso la nostra ora a disposizione e spero che gli argomenti che abbiamo trattato, insomma le cose di cui abbiamo parlato siano stati di vostro gradimento e ci avete seguito con attenzione. Vi ricordo che la trasmissione mercoledì insomma in prima serata e poi sarà replicata durante la programmazione settimanale di TVA. E ci avviamo alla chiusura con i saluti non classici, grazie, arrivederci, ma i saluti di Target che sono particolari. Io chiedo sempre ai miei ospiti di farlo con una frase, con un buon proposito, con una citazione, insomma con un qualcosa che caratterizza anche il fatto per il quale noi vi abbiamo invitati qui, quindi anche per quelle che sono le vostre competenze e il vostro essere presenti a Target.
Grazie della presenza e della partecipazione a Salvatore Pezzino, tra le tante cose che fa, anche componente dell'Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro. Allora, io vorrei, visto che abbiamo parlato di legalità, di aziende confiscate, vorrei utilizzare il motto che abbiamo scelto per il convegno finale del progetto Open Knowledge. Aziende confiscate, è il momento di riconoscerle, reintegrarle e riutilizzarle. Grazie a Antonella Zambuto e con lei al Parlamento della Legalità. Se vuoi sconfiggere la mafia, sconfiggi il mafioso che è dentro di te, che si chiama orgoglio, che si chiama invidia, che si chiama arroganza, che si chiama indifferenza e si chiama sopraffazione. Grazie a Claudio Lombardo e al suo lavoro e alle sue battaglie dell'Associazione Mare Amico. Sì, noi vorremmo tutti accanto a noi, noi ci stiamo mettendo la faccia e vi vogliamo accanto per le nostre battaglie. Grazie a Nenè Sciortino, grande cantore delle tradizioni popolari. Sì, e a proposito di tradizioni popolari, io vorrei dare questo saluto con un insieme di proverbi della nostra tradizione popolare, una serie di proverbi che parlano del tempo, e questa particolarità di questa scioglilingua, ecco, è uno scioglilingua, il fatto che il tempo cade sempre a tempo. A te. Non c'è tempo da aspettare il tempo, se ha tempo e aspetti tempo, perdi tempo, perché passando tempo, viene tempo con la più tempo. Approfitta di un tempo mentre ha tempo, tempo desiderato tanto tempo, che viene tempo a malo tempo e poi riperso tempo, non si ha tempo. Piglia da tempo a tempo un contrattempo, quando ti rompi la schiena a tempo, lo corso della vita è un breve tempo, lo tempo si consuma con lo tempo e buon tempo un'ora tutto un tempo. Grazie, grazie. Grazie ai nostri gentili ospiti della loro presenza e partecipazione a Target, grazie al nostro gentile pubblico che anche questa sera ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.